Prima la zuffa, poi i cazzotti in pieno volto e ancora i calci sulla schiena quando l'aggredito è a terra. Sono questi i frame della violenza esplosa tra ragazzini al rientro da scuola poco dopo le 13:30 alla stazione delle Corriere di Castelfranco Veneto, fatti sui quali stanno indagando i carabinieri con l'aiuto delle telecamere della zona, ma l'alterco è stato ripreso anche dai telefonini, finendo puntualmente su chat e social. È sempre da questi frame che si vede il ragazzo malmenato alzarsi e togliersi di dosso del sangue. Le indagini sono in corso, i protagonisti sarebbero ragazzi di seconda generazione, per lo più minorenni, ma non si tratta di un caso isolato, fa sapere il gruppo castellano di Fratelli d'Italia, che si prepara a un sit-in per la sicurezza. Dopo l'ennesimo fatto di cronaca avvenuto ieri qua nel piazzale delle Corriere, come Circolo dei Fratelli d'Italia abbiamo deciso di organizzare un presidio domani da mezzogiorno alle 2 per dimostrare che anche questo luogo appartiene a noi castellani. È il momento di farci sentire.